E ieri verso mezzogiorno ricevo una chiamata dal suo telefono di casa dove dice che mio padre era in questura perché aveva fatto un incidente ed era rimasto coinvolto una persona e mia madre invece era finita in ospedale. A raccontare quanto accaduto ieri alla nonna novantenne che vive in centro a Belluno è il nipote che ci parla ma che preferisce restare anonimo per tutelare l'anziana e la sua famiglia. Nuora all'ospedale, figlio in questura, la comunicazione lapidaria che la novantenne riceve improvvisamente da una voce maschile dall'altro capo del telefono. Mia nonna si è un attimo spaventata e è rimasta un attimo così spiazzata. E questi signori al telefono gli dicono abbiamo bisogno, veniamo noi a prenderla per andare in questura. Nel momento in cui succede, la signora delle pulizie che era là vicino vede mia nonna che si è praticamente impallidita, prende il telefono e risponde, capisce subito che è una truffa e li butta giù. La solerte collaboratrice domestica, dopo aver sventato il tentativo di truffa, avvisa i familiari della novantenne e a loro riferisce l'accaduto. Tra le frasi sentite dalla donna anche l'avvertimento: guardi che sono un maresciallo, come si permette di dire che questa è una truffa. La denuncia alla polizia postale è scattata immediatamente, l'invito all'anziana e alla sua collaboratrice quello di non aprire assolutamente la porta a chi che sia. Questa volta, contrariamente al cliché del passato, i motivi di preoccupazione sono più d'uno e lasciano pensare che i malviventi si trovassero poco distante dall'abitazione dell'anziana. E la cosa che ci ha spaventato più che altro è che se fosse stato una specie di truffa come quelle che si sentono del dacci il tuo IBAN oppure non so, schiaccia questo link e vincerai tot di soldi, la cosa che ci ha preoccupato è stata la veniamo a prendere, che questa cosa non mi è mai capitato di sentirla. E questa cosa ci ha messo subito in allarme. Adesso mia nonna è tranquilla, però cerchiamo sempre di stare attenti adesso. La preziosa testimonianza del nipote dell'anziana è un monito per tutti coloro che dovessero trovarsi malauguratamente nella medesima situazione. L'appello a chi ha genitori anziani, a chi li assiste, ai vicini di casa è di porre sempre la massima attenzione, di diffidare e in caso di dubbi di rivolgersi immediatamente ai numeri di pronta emergenza di carabinieri e polizia.